Due squadre di alta classifica per il derby d'eccellenza in tutti i sensi. Al Ferrando va in scena Genova Calcio contro Rivarolese, una partita chiave in ottica promozione. Prima squadra ad esporsi, la Genova Calcio con la cavalcata dalla sinistra di De Martini che ci crede e la posizione defilata va alla conclusione. Palla che scivola a lato. 13° minuto, l'equilibrio in campo viene spezzato da Ilardo che sfrutta l'assist di De Martini e porta il risultato su 1-0. Al quarto d'ora i due interventi di Dondero su Mura sono provvidenziali. Il numero 9 della Rivarolese è un cecchino, ma l'estremo difensore di casa riesce a salvare il risultato dal diagonale, ma soprattutto dal colpo di testa con una parata fantastica. 8 minuti dal termine del primo tempo, l'arbitro Dasso di Genova assegna la massima punizione per un fallo di mano. Rivediamo le immagini. È impeccabile l'esecuzione dal dischetto di Lardo, il numero 10 centra il raddoppio per la Genova Calcio. Si passa così al secondo tempo e dopo 2 minuti c'è il fallo di Rittore su Mura. Per Dasso è da ultimo uomo e allontana con il rosso il numero 2. L'arbitro decide per la punizione dal limite e non per il rigore. Valutiamo la scelta con le nostre immagini. Inferiorità numerica che non scoraggia la Genova Calcio, che anzi trova il terzo gol grazie ancora alla coppia De Martini assistman e Ilardo bomber. Al 15° ci prova la Rivarolese con Macagno che si porta bene in area e va alla conclusione che si risolve in un nulla di fatto. Petracca Lepera, subentrato al posto di De Martini, è pericoloso all'88°, ma è bravo Basso a negargli il quarto gol. Ancora l'argentino 3 minuti dopo con tutta la sua forza a cercare il poker, ma il pallone termina a lato. Il derby se la aggiudica la Genova Calcio, ma per una vittoria al 41° della Cairese, per un soffio perde la testa della classifica.